io ci serve perché io sono uno di quelli che va spesso da lui 2 volte l'anno. Dire tutto è un pochino oltre, diciamo, le contro. Però indubbiamente tanto ringrazio sia l'associazione perché ha veramente messo tutte le sue energie per poter fare questo incontro e dare l'avvio anche quest'anno, questa seconda edizione, diciamo, di eventi che culmineranno poi con la giornata mondiale del diabete che vi ricordo in tutto il mondo si celebra il 14 di novembre e tutte le province d'Italia ci saranno delle manifestazioni intorno a questa data per opportunità, l'associazione poi sceglierà anche in base alla programmazione che si potrà fare il giorno. Ringrazio veramente la nostra assessora che è qui con noi e che ci fa un grande onore e un grande piacere, come è stato sempre, diciamo, il comune di Rovigo vicino all'associazionismo, che effettivamente io ne sono assolutamente convinto, sempre incoraggiato al massimo da tanti anni la loro attività, è una forza che dimostra oggi finalmente, voglio dire, in modo abbastanza pieno la capacità che ha di raccogliere le persone, la cittadinanza e di poter quindi in qualche modo permettere la diffusione poi anche a macchia d'olio delle famiglie, così spero di informazioni, notizie, impressioni che ho anche incoraggiato che ci fosse un prodotto, un piccolo librito, questa piccola guida un po' tecnica, e la finalità sia della tematica che abbiamo oggi sia di questo quaderno, dal mio punto di vista è una finalità da un lato di tipo generale, cioè siamo in un momento anche molto particolare in cui sull'alimentazione circolano opinioni, notizie, per chi di voi non dovrebbe farlo per sedentarietà, è abituato a stare molto alla televisione, cioè che sono trasmissioni intere che si occupano di consigli e a volte propongono condizioni veramente estreme e anche pericolose dal punto di vista medico e scientifico. Ci sono grandi polemiche proprio in questi giorni su alcuni di questi interventi. Quindi cercare in realtà di ricondurre verso opinioni più salutari possibili, più corrette possibili, quella che è lo stile di vita della cittadinanza. Dall'altro punto di vista più specifico, devo dire che la diabetologia sta vivendo, e molti di voi che vengono al centro se ne saranno accorti, un periodo straordinario dal punto di vista terapeutico, farmacologico e tecnologico. Io che faccio il diabetologo da 35 anni, dico la verità, negli ultimi 10 anni ho visto fiorire farmaci, terapie che alcuni di voi, prima ne parlavo, già usano, che per la loro efficacia e la loro sicurezza e la loro protezione cardiovascolare veramente non avevo visto per 20 anni. E dal punto di vista tecnologico, ormai voi sicuramente avrete visto anche in giro giovani che portano sensori per misurare la glicemia in continuo. Guardate che dal punto di vista della qualità di vita e della possibilità di controllare la propria glicemia, per questi ragazzi soprattutto, che sono coloro che hanno terapia insulinica, che hanno il diabete più invalidante potenzialmente che possiamo immaginare, perché fanno terapia insulinica più volte al giorno e hanno glicemie che potrebbero avere oscillazioni molto molto ampie e pericolose, in realtà questi sensori qui hanno veramente cambiato la vita. Ovvio che per accedere a queste tecnologie bisogna cercare di elevare un pochettino anche quelle che sono un po' le nostre conoscenze. Ecco perché dal punto di vista specifico, per poter permettere ad una popolazione di utenti l'uso di tecnologie più complesse anche da gestire, è importante pian pianino fare dei passi avanti, cominciare anche dal punto di vista alimentare a entrare un pochettino in maniera più dettagliata dentro questa materia e scoprire elementi nuovi, come poi ce ne parlerà la dottoressa Veronese, l'indice glicemico cos'è, il carico glicemico, la percentuale di carboidrati, cioè portare le persone a poter utilizzare poi queste eventuali tecnologie per misurare la glicemia nel modo più consapevole e più responsabile possibile.
perché alla fine l'autogestione del paziente, la possibilità che sia lui ben informato, ben corretto, a gestire il proprio disturbo, in questo caso il diabete, è assolutamente fondamentale. Nessun medico può dal proprio ambulatorio tenere sotto controllo e regolare l'alimentazione e il diabete di una persona, ma non può che cercare di trasferirgli tutte le informazioni possibili. È un bel pomeriggio molto particolare, sono molto fiero, nonostante che sia una giornata ancora lavorativa, è un venerdì, io vi ringrazio, c'è una rappresentanza anche della prevenzione della nostra ULSS, con la mia collega, c'è la dottoressa Rosato che lavora con me, non ci sono gli altri miei due colleghi, uno perché è in ospedale, perché non chiudiamo mai, e quindi è in ospedale a sorvegliare il medio e alto dolesimo. L'altra è a aggiornarsi in questo weekend, è andato a vedere un aggiornamento sull'ipertensione che è veramente importante. Quindi in realtà ci siamo tutti, io la dottoressa Rosato, rappresentiamo le forze disponibili per questa cosa. Allora, faccio una rapida carrellata, io in realtà ovviamente non potrò mai esaurire quello che poi facciamo in ambulatorio o negli ambulatori della nutrizione con la dottoressa Veronese, però 2 o 3 cose ho cercato di centrarle e spero che non solo vi interessino, che siano abbastanza originali per voi, ma soprattutto che vi possano permettere di portare a casa un messaggio chiaro. Bene, allora intanto quando parliamo di alimentazione collegata al diabete ci muoviamo intorno a questa figura, a questa immagine, a questo meccanismo. Il diabete, che poi condiziona anche problemi di circolazione di cuore, quelle che noi chiamiamo malattie cardiovascolari, ma che in qualche modo ha caratteristiche cliniche che lo portano anche a avere qualcosa in comune con alcuni tipi di neoplasie, ruota intorno a una difficoltà del nostro organismo a utilizzare i comandi, i messaggi dell'insulina in modo corretto. La persona con diabete ha la caratteristica, soprattutto il diabete dell'adulto, ovviamente il diabete del tipo 1 dei bambini è un altro capitolo che voi in parte lo sapete già. Al diabete dell'adulto, quello che con un colpo d'occhio interessa il 95% di chi è qui dentro, è un diabete in cui innanzitutto c'è una insulinoresistenza, una difficoltà dell'organismo a rispondere in maniera corretta il segnale dell'insulina, che è un segnale che vi permette di regolare la glicemia. E questa insulinoresistenza è proprio provocata sicuramente da fattori anche genetici. Spesso nella famiglia di una persona con diabete, ricostruendo la sua storia, si trovano familiari anche di primo grado con diabete, ma sicuramente c'è il problema dell'obesità e collegato a questo dello stile di vita. Ecco che lo stile di vita, per stile di vita intendo alimentazione e attività fisica corrette e regolari, sono assolutamente fondamentali nella terapia del diabete e nel condizionare l'insulinoresistenza. Il diabete è il paradigma, è l'esempio più tipico in medicina di come un disturbo possa nascere dall'incrociarsi di caratteristiche genetiche in determinati ambienti. Se non ci fossero questi ambienti, determinate caratteristiche genetiche potrebbero non esprimersi, non dare luogo al disturbo. Per il diabete trovarsi, e così butto il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, trovarsi in una condizione ambientale in cui c'è una grande carenza alimentare e una necessità di disporre di molta energia, bisogna faticare molto per intenderci, poca da mangiare e molta fatica, anche se c'è una predisposizione genetica, questa non si sviluppa. I Maori della Nuova Zelanda, finché facevano la loro vita preistorica fatta di alimentazione molto povera, di carboidrati, radici, animali cacciati, e vi correvano dietro con le frecce o con la lancia, il diabete non lo conoscevano. A contatto con la civiltà occidentale, in questo momento nella Nuova Zelanda, i Maori diventano diabetici a ritmo di quasi 1 su 2, il 50%, più della popolazione italiana, 300.000 mancano 0. In Italia sono 3 milioni e mezzo di diabetici. E quindi
è sicuramente collegato con lo stile di vita moderno, occidentale, con alcune delle cose che vi ha detto il professor Rizzo, uno dei problemi che condizionano la nostra salute. È importante lo stile di vita, guardate, ovviamente queste diapositive solo per dirvi, in medicina, la medicina che fa studi, diciamo, controllati, che verifica le cose sempre con un metodo scientifico e non solo magari con autoreferenzialità di alcuni guru, ci sono studi della fine del secolo, perché siamo studi del 91, del 97, del 2001, che testimonia che lo stile di vita corretto, poi vedremo anche di che cosa si tratta, è in grado di dimezzare l'incidenza del diabete. Quindi se noi potenzialmente l'anno prossimo nella provincia di Rovigo, come mediamente succede, ci dovessimo aspettare 1 migliaio di nuovi casi, correggendo solo lo stile di vita potremo in realtà almeno risparmiarne 500 di questi casi. Se vedete questi 0,5, 0,4, 0,6 sono tutti studi fatti in varie parti del mondo che testimoniano la possibilità di dimezzare l'incidenza del diabete correggendo gli stili di vita, in modo che assolutamente non deve essere punitivo, ma come vedremo in realtà è presa di coscienza e consapevolezza di alcuni limiti e di alcuni problemi. Quest'altro grande studio del 2009 testimonia che rispetto anche ai ritmi farmacologici, lo stile di vita, che è questa linea qui, è quella che produce meno casi di diabete anno per anno. E questo più anche di dare la metformina in prevenzione o addirittura di non dare niente. Cioè non c'è dubbio che attività fisica regolare e alimentazione equilibrata sono fondamentali e mantenere un peso corporeo più vicino possibile a quello ideale nel tempo è quello che assicura proprio anche negli anni, anche nelle persone geneticamente predisposte, la migliore prevenzione. Questo è uno studio controllato, si sono andati a vedere come farebbe ognuno di noi, dice, ma la dieta cosiddetta mediterranea, e da Federica se ne parlerà, è veramente efficace nel ridurre i numeri di casi di diabete rispetto a una dieta occidentale non equilibrata? Bene, basta andare a osservare 2 popolazioni di persone, uno che mangia come la dieta mediterranea e l'altra che mangia in qualsiasi altro modo. E si vede che la dieta mediterranea effettivamente dimezza i casi di diabete. Quindi la dimostrazione dell'efficacia non è opinione, è sorretta da studi specifici. Diabete, noi siamo abituati, uguale vita, però io vorrei anche sfatare un mito. Il diabete è ovvio che è uguale vita perché è una malattia collegata con la nutrizione, col fatto di introdurre dei carboidrati che diventeranno glicemia, zucchero nel nostro sangue e quindi attraverso quello che noi mangiamo regoliamo, siamo un po' quello che mangiamo e condizioniamo in questo modo la nostra salute. Però fare una dieta o mangiare in modo equilibrato non significa perdere il gusto per alcuni cibi e non significa per forza e sempre necessariamente mangiare poco e non significa sempre dover rinunciare agli zuccheri. E badate che questi tempi per chi guarda la televisione può sembrare un po' una provocazione rispetto a quello che vi sentite dire. In realtà perché non è detto che debba essere necessariamente mangiare poco e necessariamente rinunciare agli zuccheri? Perché non dobbiamo dimenticarci che il nostro peso non è solo il risultato di quello che mangiamo, ma anche di quello che consumiamo. È una bilancia, il peso corporeo, tra ciò che produciamo con alimenti e bevande e ciò che consumiamo attraverso le nostre caratteristiche, il metabolismo basale, la termogenesi, ma quello che ci interessa di più attraverso l'attività anatomica. Ecco quindi che attraverso il bilanciamento tra quello che mangiamo e come ci muoviamo, noi possiamo condizionare pesantemente, lo sappiamo tutti, perché il nostro peso corporeo. Se mangio più di quello che consumo, non se mangio tanto, perché magari quando ci siamo visti in ambulatorio, molte volte io credo, perché è una cosa che ripeto spesso, non tolgo dal mio vocabolario mangiare tanto e mangiare poco, perché in assoluto sono 2 termini privi per me di senso.
non esiste il tanto e il poco in assoluto. Il tanto può essere in base a ciò di cui abbiamo bisogno. Il tanto è qualcosa di più di quello che consumiamo. Il poco è qualcosa di meno di quello che consumiamo. Ma se io sono un uccellino, un panino è tanto. Se io sono un leone, perdonatemi l'esempio che viene così, un panino può essere anche poco per la mia vita, per la mia sopravvivenza. Quindi tanto e poco in assoluto, un litro di benzina non è tanto e non è poco. Dipende cosa voglio fare con quel litro di benzina. Se ci voglio caricare l'accendino è anche troppo. Se voglio andare a Napoli in macchina, probabilmente me lo scordi. Se no, brevetto la macchina e mi metto a fare affari. Ecco allora è importante anche l'attività fisica a bilanciare la nostra alimentazione e teniamo conto che le attività fisiche che ci permettono di consumare meglio carboidrati nei primi 20 minuti, mezz'ora e successivamente grassi se continuiamo, è soprattutto un'attività fisica di tipo aerobico prolungata nel tempo. Qua in 10 minuti potete vedere una scala di calorie, ovviamente solo così per un colpo d'occhio, per darvi un esempio, di calorie che vengono consumate. Ma vi faccio notare, e questo perché il sovrappeso può essere una buona notizia, che più grosso sono, più attraverso determinate attività in quei 10 minuti consumo calorie. Quindi la persona in sovrappeso è quasi favorita nel perdere peso su attività fisica, perché a parità di attività fisica per un certo tempo consuma più calorie per muoversi. E questo è legato anche all'energia che deve utilizzare per spostare il suo corpo, eccetera. Ma vedete che si parla di marcia a 5 chilometri, allora passeggiata a passo, adesso non posso parlare perché passo veloce, si parla di ginnastica dolce, di bicicletta, si arriva fino al nuoto, al calcio, al basket, crescendo, diciamo. Ma queste prime attività sicuramente sono sufficienti per tutti. Guardi, non mi interessa, guardi, mi lasci perdere. Quello che noi abbiamo perso di vista, secondo me, nei nostri tempi, non per colpa nostra, ma per la confusione delle informazioni e per l'eccesso di offerta di cibo che ci viene dato, è che il contenuto calorico di quello che mangiamo. E qua ho trovato questo piccolo esempio che potrebbe essere abbastanza simpatico. 2 kg e 300 grammi di spaghetti permettono di far bollire come energia un bricco di caffè. Hanno l'energia per far bollire un bricco di caffè. Un pezzo di torta alle fragole tiene accesa una lampadina da 60 watt per un'ora e mezza. 270 Big Mac sono in grado di spingere come forza una macchina per 54 km. Cioè, noi a volte non abbiamo un'idea di quanto importante, intenso sia il contenuto calorico di quello che mangiamo rispetto a quello che noi consumiamo quotidianamente. Perché questo siamo diventati classica figura dalla rivista Daniele Mondi, l'evoluzione dell'uomo che è diventato così, grazie ad un'offerta di alimenti che è sempre più accattivante, la pubblicità, siamo dei consumatori, dobbiamo in qualche modo consumare e quindi ci viene proposta il consumo in 1000 modi accattivanti, anche per i bambini. Giustamente si parlava di bambini, è il grande problema emergente. Noi diabetologi ci stiamo accorgendo che il diabete, che generalmente insorgeva nella seconda parte della vita, dopo i 60-65 anni, sta cominciando a insorgere sempre più precocemente. Oggi vediamo bambini con diabete tipo 2 degli adulti, legato all'alimentazione, allo stile di vita, al sovrappeso. E questo è un fenomeno crescendo, e d'altra parte il sovrappeso lo vediamo un po' in tutte le aspetti della nostra vita. E d'altra parte, se abbiamo una società che ci condiziona, facendoci consumare un po' di tutto, perché magari non siamo indifesi in questo senso, e ci mette le scale mobili vicino a una scala tradizionale. Chi è che va sulla scala tradizionale a fare 30 scalini? Nessuno, tutti prendono una scala mobile. E persino, arriviamo al punto, questa è una paradigmatica fotografia che si fa in questi casi, dove ci sono delle ragazze che vanno a spendere dei soldi per andare in palestra
E invece spendono per andare lì a consumare, ma in realtà ce l'hanno con la scala mobile invece che andarci per gli scadini. Invece di pagare, se facessero quella scala per mezz'ora, otterrebbero magari risultati anche buoni a minor prezzo. Questo per dire a volte le contraddizioni quotidiane che viviamo nella nostra società e che ci condizionano poi dal punto di vista dello stile di vita. La sedentarietà e la televisione in questo senso è un esempio, ma potremmo parlare di giochi elettronici dei bambini. La mia società scientifica, di cui sono presidente regionale, mi onoro per questo perché termino la mia carriera con questa grossa soddisfazione e quindi sono un po' il rappresentante dei diabetologi della regione Veneto e del Trentino, ha fatto un documento perché di fronte a questi problemi sono venute fuori anche proposte alimentari un po' estreme, di cui sicuramente molti di voi hanno sentito parlare. E allora solo una parola: le diete vegane o vegetariane. Intanto che cosa sono? Ovviamente sono diete nelle quali si privilegiano alimenti di origine vegetale. Possono essere più o meno rigide dal punto di vista, diciamo, della scelta vegetale. Possiamo avere delle pesco vegetariane, dove il pesce e i latticini sono concessi oltre ai vegetali. Può esserci nel latte ovo vegetariano, dove in realtà solo i latticini e il latte, i suoi derivati dell'uovo, non il pesce, non le carni, sono concesse. Può essere vegana, dove in realtà è solo ed esclusivamente diciamo, legata al consumo di prodotti vegetali. Questa dieta è efficace? Bene, assolutamente sì. Nel prevenire il diabete, una dieta vegetariana più o meno rigida, semi-vegetariana, pisco vegetariana, latte ovo vegetariana, vegana, hanno tutte portano un indice di diabete inferiore a 1, anzi addirittura nella vegana è di 0,3. Quindi dal punto di vista della prevenzione del diabete sono diete che hanno una loro efficacia, hanno un loro senso, non tutto quello che stiamo a dire è da, come si dice, smentire. Certo che fare una dieta vegetariana è molto difficile sulle nostre terre, sulle nostre tradizioni, ci vogliono a volte più convinzioni etiche, ma dal punto di vista dell'efficacia, la dieta vegetariana, siccome riduce comunque l'apporto calorico, non c'è alcun dubbio, fa dimagrire, è sicuramente efficace nella prevenzione del diabete. Però lo è molto meno anche questi sono studi che hanno cercato di vedere se le persone diabetiche vegetariane andavano meglio anche con l'andamento del diabete, perché vi ho detto prevengono il diabete, ma se io sono diabetico mi fa bene una dieta vegetariana? Bene, non ci sono grandi dimostrazioni che il diabetico che fa una dieta vegetariana abbia per questo esami migliori di quello che non è diabetico. Quindi è efficace la dieta vegetariana nella prevenzione, può esserlo, se la fa correttamente, non è particolarmente, diciamo, efficace, o dimostrato efficace nella cura del diabete. Sono distinguo che vanno assolutamente mantenuti. Certo. Anzi, non è dimostrato che sia efficace nella cura del diabete, cioè sono pochi i casi di diabetici vegetariani o perché... No, diciamo che gli studi, quando questi trials che sono stati fatti, ovviamente vengono fatti perché hanno un minimo, diciamo, di potenzialità statistica, se no non li fanno nemmeno. Perché comunque nella dieta vegetariana devi comunque introdurre una fonte di carboidrati, che poi sono i legumi per la maggior parte, le patate, e quindi alla fine, per quello che riguarda l'effetto sulla glicemia, insomma le difficoltà di trattamento sono le stesse che hai con una dieta equilibrata, anzi a volte ne è un po' di più. Ma ci arriva molto giusta, molto puntuale questa sua osservazione. Dopo, se permette, ci ritorno perché viene fuori proprio alla fine. Allora, certo che una dieta vegetariana, che comunque voi capite può essere utile per calare di peso, può essere efficace per prevenire il diabete, ha bisogno di molte accortezze, ha bisogno di essere seguita da personale specialistico della nutrizione, perché tenderebbe di per sé a portare ad una carenza di vitamina 12, di vitamina D e di calcio, che non li trovi così abbondanti nei vegetali.
che sono indispensabili comunque per mantenere una buona salute, penso all'anemia, penso alle ossa, alla osteoporosi in modo particolare, e che spesso richiedono comunque delle integrazioni. Quindi un pochino diciamo più complesse da seguire, ma come vi dicevo abbastanza efficaci e salutari. C'è un'altra dieta di cui forse avete sentito parlare, qualcuno di voi ha sentito parlare, che è la dieta paleolitica. La dieta paleolitica è una dieta, diciamo, che è stata i due diciamo, primi ideatori di questa dieta, per farsi assomigliare di più, visto, vi ricordate l'uomo e la sua evoluzione, ai nostri precursori, diciamo, a cui assomigliamo sicuramente dal punto di vista metabolico, se non per i vestiti che portiamo. È una dieta che dovrebbe simulare ciò che mangiava l'uomo primitivo prima dell'agricoltura. Quindi raccoglieva radici, mangiava animali e carni cotte o crude, crostacei, insetti, uova, vegetali e frutta di stagione. Questa dieta ha le caratteristiche di essere sicuramente moderata in carboidrati, un po' più ricca di grassi e un po' più ricca di proteine, perché se mangio meno carboidrati devo bilanciare il mio bisogno calorico con proteine e grassi. È un po' più bassa di sale. Il problema della dieta paleolitica è innanzitutto la difficoltà di avere sempre a disposizione frutta e verdura di stagione. Devo essere come un raccoglitore, mangio ciò che trovo, e quindi in una società come la nostra è estremamente difficile da portare avanti in questo modo. E poi il fatto che sia più ricca in grassi e proteine ci espone a problemi cardiovascolari di altra natura, purtroppo, perché come diceva giustamente il professor Riccio, il medium sta virtus, cioè è sempre nell'equilibrio e nella moderazione che sta la virtù, anche se è più difficile da mantenere. Dieta chetogenica. La dieta chetogenica è solo un passaggio che faccio a volo, è una dieta a basso contenuto di carboidrati, quindi più ricca in grassi e proteine, perché il bilancio calorico poi deve essere sempre mantenuto, e che stimola una chetosi, una produzione di chetoni, l'acetone, a livelli non così alti da creare problemi per la salute, ma a livelli tali che ci tolgono un po' il senso dell'appetito. Con la dieta chetogenica si perde peso molto rapidamente perché si riduce il senso della fame. Il problema della dieta chetogenica è che anche essa tende ad avere un apporto troppo ricco di grassi e di proteine, e che è sostenibile per poco tempo. Quindi vanno bene questo tipo di diete estreme se voglio abbattere un po' il mio peso, ma sono difficili da portare avanti o per motivi anche logistici, vedi la dieta paleolitica, o proprio per motivi, diciamo, di scelta degli alimenti e carenze alimentari, se penso a quella chetogenica o a quella vegetariana. Le conclusioni della mia società scientifica sono quindi che talvolta queste diete, dette un po' estreme nelle loro scelte, possono essere utili per una rapida riduzione del peso, ma non hanno dimostrato benefici a lungo termine nella cura del diabete. Nella prevenzione possono andare bene, nelle ridurre il peso possono anche essere efficaci, ma nella salute a lungo termine in realtà non producono nessun vantaggio rispetto ad una dieta equilibrata che in realtà cura meglio anche il diabete. Ci espone a carenze alimentari e in questo senso richiede integratori e quindi consumi ulteriori anche economici, perché un servizio sanitario che vuole curare tutta la popolazione, dal mio punto di vista, spero che siate d'accordo, deve porsi anche il problema di creare proposte di cura che siano affrontabili da tutta la popolazione, indipendentemente anche dalle loro condizioni economiche. E quindi deve essere qualcosa che sia in grado di essere, diciamo, adottato dalla maggior parte della gente. Non deve creare pazienti di serie A e di serie B. Quindi l'integratore non è il primo dei nostri diciamo, prodotti. Può esserlo, può diventarlo, non serve tanto. Una dieta di cui si parla molto in questi giorni in televisione, solo un accenno perché ci sono 2 o 3 cosette che è bene puntualizzare.
Ci sono molti consigli di buon senso in questa, non so chi di voi ha visto qualcosa, ecco, chi di voi la fa questa dieta? Non c'è niente di male, ecco. È una dieta, guardate bene, che assume principi che derivano molto dalla chetogenica e da quella un po' paleolitica. Niente di nuovo. Molti consigli che, ad esempio per una rapida perdita di peso, possono essere anche efficaci. Che cosa dice? Predilige le proteine, quindi carne, pesce, uova, mangiane in abbondanza. 0 carboidrati, veleno. E per un diabetico magari questo può essere anche un messaggio molto forte, forse è meglio che tolga il giocattolo. No anche alla frutta, perché è ricca di zuccheri, e anche alle verdure, e anche ai latticini. Però ti devo dare qui senz'altro degli integratori, tanto è vero che si è fatto il calcolo che l'offerta di integratori sono 300 euro al mese, circa 3.000 euro all'anno, insomma, che uno deve spendere per poter fare questa dieta senza, diciamo, problemi di salute. Allora, tanti carboidrati, equilibrati, pochi carboidrati, se doveste decidere voi da soli quanti carboidrati mangiare, ammesso che siamo così forti poi una volta presa la decisione la rispettiamo, cosa che insomma è difficile per tutti. Per capire cosa fare ci darete voglia di dire vado a vedere delle persone che mangiano pochissimi carboidrati, persone che ne mangiano pochi, medi, che ne mangiano tanti, vediamo chi vive di più. E io faccio quello che in base alle persone che vivono io. Questo lavoro, questa osservazione è stata fatta ed è stata fatta su 15.000 persone, osservata per 25 anni, quindi 15.000 persone, osservata per 25 anni e pubblicata nel 2018, l'anno scorso, sulla rivista Lancet, che è una delle riviste più importanti in ambito scientifico e medico in particolare. Semplicissima come osservazione. E che cosa si vede? Si vede una cosa un po' particolare. Questa è la mortalità delle persone in base alla quantità di carboidrati che mangiano. E si vede che la mortalità più elevata ce l'hanno chi ne mangia tanti, 80%, 70%, quando le linee crescono vuol dire che aumenta la mortalità, ma anche e ancora di più chi ne mangia pochissimi. E che quelli che campano più a lungo, che è qui dove il rischio di morte è più basso, non so se vedete la presa, qui sono i punti più bassi, sono quelli che ne mangiano per il 45-50% di carboidrati. Questa è un'osservazione semplicissima ed è un tipo di esperimento che probabilmente a tutti noi verrebbe voglia di fare nel momento in cui vogliamo prendere una decisione. La Federica poi si dirà cosa vuol dire dieta mediterranea e dieta equilibrata. Però questo è l'Lancet dell'anno scorso, su 15.000 persone in 5 anni. Studio semplicissimo che non permette tantissime discussioni. Concetto di quanti carboidrati mangiare. Secondo concetto, il diabete guarisce. Ora, guarire, nel gergo, a volte le parole in italiano possono creare molti equivoci, anche non voluti. Ho perso 15 kg e sono guarito dal diabete. Guarire vuol dire ritorno alla integrità, alla piena fisiologia. Vuol dire avevo un problema, un disturbo, non ce l'ho più. Sono ritornato, tra virgolette, normale. Vuol dire avevo un pancreas che produceva 100 di insulina, a un certo punto si è messo a produrre 80 rispetto a quello che io chiedevo, adesso è tornato a produrre 100. Questa è la guarigione. Ho una ferita, un taglio, il medico prende il cerottino, si chiude, non si vede più niente, sono guarito. Il pancreas in realtà è dimostrato che quando perde un po' di funzionalità nel diabete e uno sei diabetico, facciamo un'esenzione per tutta la vita, perché è risaputo che non recupera la funzionalità che ha perso. Il guarigione in un settore come il diabete è una parola che è assolutamente impropria rispetto alle conoscenze che abbiamo, ma invece è possibile la remissione. Remissione vuol dire non ho più i segni clinici di quel problema. Questo è possibile.
ho 200 di glicemia pesando 100 kg, sono tornato a una glicemia normale 100 perdendo 20 kg. Questa non è guarigione dal diabete, non è cambiato il mio pancreas, sono cambiato io e le mie richieste rispetto al mio pancreas, e quindi ho eliminato tutti i segni clinici il laboratorio della mia malattia. È un successone, è un successo grande quanto la guarigione. Ma sulle parole è importante capirsi, perché voi sapete che l'italiano è una lingua molto articolata in cui facilmente ci si può prendere fischi. Dire ho una dieta che guarisce dal diabete e dire purtroppo una cosa che ancora non è facile da dimostrare. Ma che in realtà il diabete abbia una remissione calando di peso, ma lo sappiamo senz'altro, questi sono i diabetici che tornano ad avere esami normali, di glicemia, di emoglobina glicata, calando di 5 kg, un po' di persone, il 7%, se perdono dai 5 ai 10 kg, il 34%, se perdono dai 10 ai 15 kg, più della metà. L'86%, quasi tutti, non hanno più esami con la stellina, per capirsi, ditemi se mi capite, se perdono più di 15 kg o a se sono molto in sovrappeso. Quindi la correzione del peso corporeo è fondamentale per la remissione, per tornare praticamente normale dal punto di vista degli esami. E scusate, ma chi di voi è venuto in ambulatorio diabetologico? Il mio medico e il mio diabetologo mi hanno detto che cosa? Combattere il sovrappeso è la parte fondamentale della cura e il peso deve avvicinarsi all'ideale. Allora io mi chiedo, porca miseria, c'è bisogno di un guru in televisione che lo dica? La stessa cosa che diciamo noi, per di più chiedendo 3.000 euro all'anno alle persone? Punto interrogativo e fermo la mia battuta. Integratori, attenzione! Molti integratori hanno prodotti assolutamente utili per la salute. Penso al riso rosso fermentato perché ha problemi di colesterolo. Il pepe e la piperina è dimostrato che è un potente, è un antiossidante naturale e migliora l'attività mitocondriale, quindi anche il consumo energetico, aiuta a calare il peso la piperina. E il problema è sempre poi di valutare le quantità che se ne assumono. Quando a un certo punto un integratore entra nella moda e la curcuma la comincia a trovare dappertutto, sia la curcuma, io ho messo la pasta con la curcuma, cominciano a venire fuori guai, perché ad esempio sta aumentando nel mondo i casi di epatite in persone che consumano curcuma. Il collegamento ancora non si conosce molto bene, ma sembra che ci siano persone che siano più allergiche alla curcuma, reattive alla curcuma, e di fronte a un'esposizione continua ad un prodotto che prima non prendevano minimamente abbiano delle reazioni epatiche che possono essere anche molto gravi. Quindi attenzione all'uso prolungato nel tempo e di grandi quantità e soprattutto va sorvegliato magari attraverso degli esami. Ovviamente qui l'alert che può dare il medico, il nutrizionista è assolutamente indispensabile. Bene. Piramidi alimentari, ve ne parlerà la Federica Veronese, ma io vi ricordo moderazione, convivialità, come vengono preparati i cibi, l'attività fisica, la stagionalità, l'uso di prodotti locali, tradizionali, tutte queste cose qui non devono essere perse nell'alimentazione. Il diabete abbiamo detto che è alimentazione regolata, ma non deve essere una vita monotona. Ho delle pazienti molto bravi che mangiano mele da una vita, ma se mangiassero anche qualche pera o 2 albicocche e una fettina di limone, nessuno si scandalizzerebbe. Ecco. Allora ci siamo. Noi qualche volta mangiamo pure qualche pizza. E l'altra cosa che vi ricordo è che spesso, questo sì, la piramide alimentare che siamo abituati un po' a conoscere nella persona anziana va anche un po' rivista, e quindi in realtà le carni bianche, il pesce, che vengono tenute sempre nella parte alta della piramide, nell'anziano
che già fa di per sé tende a ridurre questi apporti di proteici importanti per la sua energia, la sua muscolatura, vanno mantenuti, che l'idratazione è una parte fondamentale e che spesso ci sono delle integrazioni importanti come l'acido folico dell'anemia, come la vitamina B12 e la vitamina D, e di cui abbiamo visto che nell'anziano può essere una carenza legata proprio all'età. Bene, questa è l'immagine finale dell'associazione con i suoi siti. Per chi viaggia su internet hanno 130.000 contatti con il dottor Schesari, che è l'artefice proprio di questa nostra piccola, diciamo, perla informatica che c'è su internet. Abbiamo contatti dalla Russia, dalla Francia, ha aperto un canale di cui sono quasi un po' preoccupato per la difficoltà di stare dietro, ma comunque è veramente un piacere, diciamo, il lavoro che sta facendo con le difficoltà oggettive che abbiamo oggi. Quindi vi ringrazio, se ovviamente il fratello. Dovevo rispondere allora. Sentiamo tra avanti. Io ho apprezzato molto i suggerimenti e i messaggi che ha lanciato in merito allo stile di vita, all'importanza del fisico, però voglio aggiungere qualcosa a quanto ha detto lei, se mi permette. Certo. Per il semplice fatto che sono stato colpito appena entrato nella sala dalla prima immagine luminosa, la prima immagine dolcemente. Se noi non riusciamo a renderci conto che il problema si risolve attaccandosi alla parte destra della dolcemente, alla mente, aspetta, il corpo, l'identico, lo possiamo chiedere, ha memoria, ci segnala cosa ha bisogno, quanti carboidrati, quanti frutti, che è la benzina del nostro corpo, quanta frutta, questo, quant'altro. Ma se non troviamo l'equilibrio mentale, ci sono gruppi di vite che spiegano che è il punto di partenza per darti salute fisica, perché con un squilibrio mentale può dimagrire eccessivamente, sappiamo che è malattia, può rilassare eccessivamente, sappiamo che è malattia. Quindi prima di tutto bisognerebbe intervenire non tanto nelle situazioni di quantità di cibo, che il corpo lo conosce meglio di noi o meglio del professore, ma sull'equilibrio mentale. Questo è il mio punto di vista. Grazie. Sono d'accordo con lei. Un bel intervento. Tra l'altro, allora aggiungo, e anche dal punto di vista educativo, qui tra noi c'è una ricercatrice che in questi giorni sta frequentando anche da noi il servizio, perché farà un corso. Quali sono i messaggi, come va affrontato il problema della comunicazione, ecco, di queste informazioni anche alla mente per ottenere, diciamo, i migliori risultati. E quindi l'aspetto educativo e comportamentale è sicuramente fondamentale. Bene, io direi che andiamo avanti. La dottoressa Cavallaro, che è la responsabile della WOSDA di malattie della nutrizione clinica e tecnica di nutrizione clinica, dove poi, diciamo, lavora anche la dottoressa Veronese. Barbara, ti invito 2 parole, ti ringrazio e so che la dottoressa Cavallaro sta facendo però tutto lo stesso venire mi fa molto piacere. Buonasera a tutti. Sì, io sono la responsabile della dietetica e la dottoressa Veronese lavora da me, ma lavora per voi. Perché avere una dietista che tratta il diabete? Perché, come ha detto il dottor Mollo, l'alimentazione è uno dei cardini della cura per il diabete. Ci sono ottimi diabetologi, ci sono ottime cure, ce ne saranno sempre di più, forse un giorno, non so, arriverà qualcosa per cui nessuno sarà più diabetico, parte artificiale. Io che sono anche la presidente dell'ACS, dico se un giorno arriverà anche il sangue artificiale abbiamo finito anche di avere bisogno di donatori, la scienza va avanti. Però tutt'oggi è estremamente importante lavorare sul tipo di alimentazione, sulla propria alimentazione. E allora è vero che noi dietologi, diabetologi siamo in grado di aiutare da questo punto di vista, ma servono i tecnici. Ed è per quello che voi avete la dottoressa Veronese. E avete una fortuna perché ospedali grandi qui vicino a noi non hanno una dietista.
I tecnici servono per il confronto, servono perché la persona ha dei dubbi, perché la persona ha bisogno di consigli, perché la persona, noi facciamo tanti bei discorsi, ma certe volte mettere insieme il primo col secondo per una persona che ha diabete può essere un problema. E questo serve Federica, e non è un lavoro da poco, è un grande lavoro, perché io la sento quando parla con voi. Federica, la dottoressa Veronese, è una grande professionista che vi sta dietro, che vi ascolta, che cerca di aiutarvi, poi tanto si arrabbia, ma lo passa, anche per qualche paziente fa niente, però insomma lo vediamo tutti, però non è offesa, è preoccupata per voi, quindi se anche certe volte può anche dirvi la parola con certi toni, lo fa perché sa i danni che provoca questa malattia, quindi è una persona che si prepara, che cerca di seguirvi al meglio, quindi affidatevi tranquillamente alla dottoressa. Grazie. Grazie Barbara. Solo rituale, non ho risposto completamente alla sua domanda, e il problema del diabete, sento di dirvelo in un modo molto semplice, perché tante alimentazioni cosiddette di carboidrati scompaiono, sono molto ridotti, non danno risultati migliori dal punto di vista pratico, ma perché il diabetico ha un problema di controllo della glicemia. La glicemia non può essere zero, la glicemia zero non c'è vita, la glicemia è zucchero nel sangue e energia. Se non lo mangiamo, non rimaniamo a zero, il nostro corpo converte grassi e proteine nel fegato in glucosio. Quindi la glicemia viene comunque, il tentativo dell'organismo è comunque di sostenere la glicemia attraverso dei processi interni di riconversione. Dottore, quali sono i problemi che può causare la diabete? Io sono nuova e non lo so. A questo punto, se io ho il problema di controllare la glicemia nel sangue, è meglio che li amministri io dall'esterno, che ne decida le quantità su cui poi farmacologicamente agire, piuttosto che lasciare meccanismi endogeni che non sono in grado di controllare, perché noi non abbiamo nessuna capacità di influire sulla velocità con cui il fegato, scusi ad esempio, anche bene, converte. E quindi da lì nasce il fatto che devono avere poco successo riducendo troppo i carboidrati, perché comunque non riesco più a controllare la glicemia. Guardi, il problema dello diabete è che lo zucchero è come un calcare che rovina le tubature, e quindi problemi di circolazione, cuore, occhi, reni, circolazione delle gambe. Tutto il nostro acquedotto può essere danneggiato per il diabete se tengo la glicemia troppo alta, e questa come un calcare mi rovina le tubature. Se uno non mangia gli zuccheri, io per esempio non mangio. Se lei non mangia gli zuccheri è brava, ma comunque mangia carboidrati, giustamente, ma se non mangia gli zuccheri è brava, perché gli zuccheri sono difficili, per meglio, gli zuccheri sono difficili da controllare. Allora il bene è importantissimo, anche la domanda di quantità, però dipende da cosa. Se è acqua va benissimo, se è vino, è un consumo moderato, un quartino di vino e basti, se non ho problemi di fegato, anche problemi di salute, può essere, diciamo, anche salutare per l'organismo. Oltre, Federica, dopo queste domande le farete alla specialista. E Federica, a questo punto è